abbiamo concordato questa serrata simbolica per dire: questo può essere solo l'anticipo di una chiusura definitiva degli impianti natatori. Molti sono in procinto di chiudere, alcuni hanno già chiuso, altri non sanno se riusciranno a superare l'inverno. La protesta simbolica di domenica prossima, impianti chiusi con un flash mob collettivo in tutto il Veneto, rischia di essere soltanto l'anticipazione della realtà. Il 2022 ha già portato in dote numeri devastanti sul fronte chiusure delle piscine. Da un 30% in più nel giro di poco tempo. Gli altri possono resistere qualche mese in più, ma non c'è prospettiva alcuna. La tempesta perfetta si è abbattuta sul settore tra i più penalizzati dal Covid, la crisi della pandemia e il caro bollette. Noi andiamo a energia, acqua calda, aria calda, abbiamo bisogno di gas e energia elettrica in quantità notevoli. Il costo triplicato, quadruplicato dell'energia negli ultimi mesi ha definitivamente messo in ginocchio gli impianti natatori. I primi a chiudere, gli ultimi ad aprire, gridano i gestori, e con ristori che non arrivano nemmeno al 5% dei ricavi annuali medi. Ci sono più di 60 impianti natatori legati alla Federazione del Nuoto, fra pubblici e privati, che sono in sofferenza estrema e finora non abbiamo avuto ascolti da nessuno. Tante belle promesse, ma finora abbiamo avuto solo qualche briciola che ci ha aiutato a pagare qualche piccola spesa, ma niente di rilevante. L'ultimo appello degli impianti, prima del baratro. Svolgiamo un servizio pubblico fondamentale per la comunità, per la salute delle persone, per il benessere delle persone di tutte le età, di tutte le categorie, dai bambini agli adulti, agli anziani, alle persone con disabilità, e ci troviamo col rischio che molte piscine non potranno più erogare servizi.